Spumante Italia 2021, siamo come al solito sulla nostra terrazza di Garda e siamo qui con una nuova azienda, una nuova realtà del panorama spumantistico che è Mister Bio. Nel nome direi che c'è già il programma Bio. Sì, il nome già dice tutto. Esatto. Noi siamo un'azienda che ha messo il naso fuori dal mondo, Dal bacello da poco. Comunque siamo un'azienda che stiamo proponendo la ribolla, perché comunque è un vino che identifica il mondo Friuli, e siamo in questo caso a proporre due prodotti, la ribolla spumante e la ribolla Surlì. Quindi l'azienda quando è nata, giusto per curiosità? L'azienda che fa vino sono almeno 100 anni, poi che fa bottiglia è da poco, però abbiamo vigneti ce l'aveva mio nonno, mio papà, e adesso insomma noi continuiamo la. Quindi in realtà è una rinascita di un progetto, di una cosa che esisteva già? Sì, è un'evoluzione. In chiave moderna. In chiave moderna di un progetto che magari ce l'aveva già mio nonno, però non è riuscito a farlo. Okay. Noi siamo più giovani magari e riusciamo a uscire nel mondo. Ok, a portare la ribolla in giro per i mercati internazionali. Secondo noi la ribolla avrà un buon futuro, quindi siamo qua a provare. Vediamo cosa. Sul campo. Vediamo. Però sul campo davvero ci va lei, se non ho capito male. Adesso che è la vostra commerciale. La Linda, che è la nostra commerciale, vi spiegherà. Ok, allora Linda, raccontami tutto. Quanti vini fa? Cioè, l'azienda abbiamo detto nuovissimo, o meglio, questo progetto è un nuovo da poco tempo. Quali sono i vini che sono qua? Con quali vini siete qua? Noi siamo qui con le nostre bollicine, quindi siamo qui con il prosecco e soprattutto siamo qui con la nostra ribolla, quindi abbiamo detto la ribolla spumantizzata e la ribolla Surlì. Sono due delle tre nostre interpretazioni della ribolla, perché appunto la presentiamo in tre versioni. Abbiamo deciso di provare anche la strada della ribolla Surlì, soprattutto un po' la nostra punta dell'azienda. Innanzitutto perché è un prodotto nuovo, quindi non solo è biologica, ma è anche proprio una novità. Quindi entrate un po' in quel filone dei vini naturali, vini Surlì, vini che evolvono in bottiglia. Sì, diciamo che è già di per sé il biologico una scelta di vita. Il Surlì nasce perché vogliamo regalare al consumatore finale tutto quello che la ribolla racchiude in sé, quindi decidiamo di non filtrarla, appunto imbottigliarla con i suoi lieviti per dare alla ribolla un'evoluzione personale, una libera propria interpretazione, appunto, che sarà diversa da bottiglia a bottiglia. Per forza di cose, perché l'evoluzione continua fino al momento dell'apertura. Esatto. Che caratteristiche ha questa ribolla? Come la descriveresti? È una ribolla soprattutto di carattere, nel senso che appunto ha questa corposità spiccata, questa acidità tipica del vitigno, soprattutto questa sapidità tipica della nostra zona, perché appunto ha una duplice provenienza sia dai terreni di Marano, quindi la zona lagunare, sia anche però soprattutto i colli orientali, che quindi ricordiamo sono un po' la culla, no, della ribolla, quindi la sua massima espressione. E ha un residuo zuccherino nullo, diciamo che svolge proprio tutti i suoi zuccheri per trasformarli in alcol e anidride carbonica. Quindi super secca, super verticale. Esatto, verticale e dall'evoluzione longeva, possiamo dire, no? Quindi dalla bella evoluzione, e ha questi sentori di frutta a polpa gialla, frutta ben matura, che quindi portati anche quasi verso una, non dico una macerazione, ma proprio una confettura. Che no? immagino andranno a bilanciare questa acidità che suppongo assolutamente, assolutamente, e soprattutto è una ribolla che si abbina molto bene a tutti i piatti. Era quello che ti stavo per chiedere. Lo sapevo. Perché poi alla fine se il vino è buono, sì, ma deve essere anche abbinabile. Cosa sì. lo abbiniamo alla vostra ribolla Surlì? Allora, io sono amante degli abbinamenti regionali, degli abbinamenti tradizionali. La cucina friulana ha dei piatti
veramente caratteristici della zona. Abbiamo piatti molto robusti, no? Quindi che necessitano proprio di un vino che ben si accompagni. Abbiamo i charsons, ad esempio, no? Sono questi ravioli un po' dolci, un po' salati, con burro che accompagna proprio il piatto, e quindi diciamo sì, che richiama la bollicina. Assolutamente, e quindi appunto abbiamo le bollicine che riescono a bilanciare molto bene questi piatti. Perfetto, siete un'azienda giovane, immagino che i programmi però, i progetti non terminino con le tre versioni della ribolla. Assolutamente. Immagino che nelle vostre cisterne ci sia tante altre cose belle da farci assaggiare, che spero assaggiare nei prossimi anni. Ben volentieri, ci apriamo a questo mondo con molto piacere. Perfetto, allora io vi ringrazio del tempo che ci avete dedicato, è stato molto piacevole conoscervi e ci rivediamo tra i banchi di degustazione nel pomeriggio. Assolutamente, grazie Grazie mille.